L'Alcamo vince in trasferta, battuto il Valderice di Del Giudice 1-0 grazie ad una rete di Isidoro Vabres alla mezz'ora del primo tempo. La mentalità battagliera dei bianconeri è stata la chiave di volta di questa gara, Alcamo quasi perfetto in ogni reparto. Il centrocampo è piaciuto con Pirrone e Lunetto che si scambiavano spesso i ruoli di incontrista e regista. Ottima la prova della difesa con l'insuperabile duo centrale Perricone e Bonino, l'attacco con Papania ancora sfortunatissimo nel colpire la traversa sul gran bolide che gli era uscito dal cilindro, e Vabres hanno assicurato tatticamente quello che mister Ciaramella chiede, ovvero pressing asfissiante e tiri in porta. Ma passiamo alla cronaca dell'incontro. Per il Valderice in campo Bevilacqua, Lombardo in Crivaglia, Caltagirone, Agata, Hernandez, Gabriele, Lobue, Cannavò, Grammatico e Cammareri. Per l'Alcamo Durantini, Monteleone, Scrozzo, Lunetto, Perricone, Bonino, Iovino, Pirrone, Vabres, Papania e Unniemi. All'11° tiro di Iovino ribattuto si accende una mischia con un tentativo finale di Unniemi sbagliato. Al 27° errore di Monteleone che anziché allontanare la sfera serve Cannavò che entra in aria e sta per scoccare il tiro in porta, non fa i conti però con Capitan Bonino che arriva come un treno che lo ferma stoppando il tiro. Al 30° azione corale dei bianconeri sulla fascia sinistra, la palla arriva a Perricone proiettandosi in zona d'attacco che crossa alla perfezione per Vabres, il quale resiste alla pressione di Hernandez e con una mezza girata al volo batte Bevilacqua. Alcamo in vantaggio. Al 38° subito la reazione dei padroni di casa, arriva con un tiro senza pretese di Grammatico che finisce abbondantemente sul fondo. Passiamo al secondo tempo. Al 61° Unniemi vede solissimo dentro l'area Papania e lo serve. L'attaccante bianconero si aggiusta alla sfera e fa partire un bolide che sembra destinato a togliere le ragnatele dall'incrocio dei pali. La palla sfortunatamente va a sbattere all'incrocio dei pali per ritornare sul terreno di gioco ed essere allontanata dai difensori di casa. Al 64° contropiede dell'Alcamo con Papania che salta in Crivaglia, entra in aria e crossa in mezzo per Iovino, provvidenziale la mano aperta di Bevilacqua a togliere la palla dai piedi di Iovino, pronto a metterla dentro. Al 70° intervento strepitoso salva il risultato di Capitan Bovino che recupera metri fino a stoppargli il tiro al neoentrato Gambino che si era presentato solo davanti a Durantini pronto a scoccare il tiro in porta. Al 78° tentativo di Papania con un sinistro debole e all'85° ci prova Vabres, la palla termina fuori. 86° Scrozzo reagisce ingenuamente su Caltagirone dandogli una gomitata e si fa espellere. Alcamo resta in 10 e Valderice proverà l'arrembaggio al fortino bianconero. All'89° pericolo in aria alcamese su cross di Grammatico, Durantini sbaglia l'uscita, Cammareri tenta un primo tiro in porta dove viene fermato da Durantini che si fa sfuggire la sfera. Gambino e Bonino si buttano sul pallone dove ad avere la meglio sarà il giocatore bianconero che dopo un batti e ribatti riesce a mandare in fallo laterale la sfera. Al 95° infine ancora un capolavoro di Bonino che salva il risultato, Cammareri da fuori area fa partire un bolide che Durantini volando riesce a respingere. La palla sta per finire sul fondo quando arriva in Crivaglia pronto a metterla dentro. Come un falco però gli si butta addosso Capitan Bonino che riesce miracolosamente a deviare il tiro del capitano nero-verde. Game over 1-0 per l'Alcamo.